Terza corsa, cavalli anziani a reclamare, sono in 7 al via. 1 Vienrose Roberto Andreghetti, 2 Umberto Francesco Virzì, 3 Eurasia Tab Antonio Greppi, 4 Vittoria Caf Antonino Pecoraro, 5 Vara Vittorio Viti, 6 Ulisse Hans Andrea Farolfi, 7 Urbi et Orbi Jet Vincenzo Luongo. Rapporto di scuderia fra i numeri 4 e 6. Vediamo Eurasia Tab di galoppo. Vizzetto che ogni tanto gli capita. Stacco della macchina, veloce Umberto, prende il comando davanti a Vienrose, poi al largo Ulisse Hans, cerca invece posizione Vittoria Caf, la trova ora Antonino Pecoraro. Numero 3 Eurasia Tab squalificato. In quarta posizione davanti a Urbitorbi Jet e poi Vara. 200 metri in 14,8 con... vediamo in vantaggio sempre Umberto che ha lasciato andare il numero 6 di Ulisse Hans, poi in terza posizione Vienrose davanti a Vittoria Caf e via via gli altri. Tanti cavalli sono sulla seconda curva, sempre in vantaggio Ulisse Hans con Andrea Fanolfi, a cui si è girato il numero interno. 600 metri in poco più di 47, sempre in seconda posizione Umberto davanti a Vienrose, mentre prova l'avanzata esterna Urbi et Orbi Jet con Vincenzo Luongo. Arriviamo al giro percorso in 1-2-1 da parte del figlio di Andoverall, sempre in vantaggio davanti a Umberto, che preferisce come sempre correre di rimessa mentre avanza gradatamente Urbi et Orbi e Jet, e arriviamo intanto al chilometro passato in 1.17.4. Terza posizione sempre per Vienrose davanti a Vittoria Caf e Vara. Sposta all'esterno ora Vienrose, va in schiena Urbi et Orbi Jet, si formano due pariglie in vantaggio. Retta di là, percorso in 14,3, sempre in vantaggio Ulisse Hans, Andrea Farolfi davanti a Umberto. Il gruppo si fa compatto, avanza anche Vara. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Vienrose che accenna la terza ruota. Ultima curva passata in 15 secco, in vantaggio Ulisse Hans, attaccato di dentro da Umberto, poi di fuori da Urbi et Orbi Jet. Ultimi metri, Umberto di dentro, poi Urbi et Orbi Jet, ma alla fine Umberto viene a vincere davanti a Urbi et Orbi Jet e Vienrose, mentre Ulisse Hans è soltanto quarto, al quinto Vara. 1.15.7 la media al chilometro per Umberto Francesco Virzì alla guida al training. I colori di Pietro Bellardi per il figlio di Jacques Dulbec, che viene a vincere. Dopo aver lasciato andare Ulisse Hans ha optato per l'open stretch, mossa risultata vincente. La quota in chiusura di Umberto di 3,35.